Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca, con le immagini che ci arrivano dalla redazione di TV12 di Udine. Ha ucciso l'uomo con un paio di forbici nel corso di una lite, gli ha lanciato sul volto acido muriatico, ha chiamato i soccorsi e i carabinieri, ha confessato l'omicidio, poi ha fatto qualche altra dichiarazione e infine si è chiusa in un silenzio totale. Gli investigatori stanno tentando di capire quale fosse il rapporto che legava una donna alla sua vittima. Inizialmente si era pensato che l'uomo, Stefano Jurig, di 43 anni, di Bicinicco, e Silvia Comelli, 42, di Reana del Roiale, fossero marito e moglie. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione di proprietà dell'uomo. La donna è stata arrestata nella tarda serata di ieri. Ai carabinieri non ha chiarito il legame con Jurig, limitandosi a pronunciare poche parole in uno stato confusionale e parlando sempre dell'uomo come di un amico. Infine si è chiusa in un silenzio totale fino a quando non è stata portata in carcere all'alba di quest'oggi. Non si esclude che tra i due ci fosse una relazione anche di natura sentimentale. Al momento si ignorano le ragioni dell'omicidio ed è ora su questo che sono concentrati i carabinieri del nucleo investigativo di Udine e della compagnia di Palmanova. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore di Udine Andrea Gondolo. La casa, che si trova nella zona centrale del paese friulano, è stata posta sotto sequestro. E sempre dalla redazione di Udine ci arriva anche una breve testimonianza che sintetizza lo sgomento che ha colto il paese questa mattina quando la notizia di quanto era accaduto aveva cominciato a circolare. No, non so neanche chi può essere io. Non ho idea di niente. Comunque l'ha accoltellato, poi gli ha buttato l'acido. Per l'amor di Dio, scherzino? No, mi dice tutto lei adesso, perché è una cosa... E non sappiamo neanche da dove. Mi si casca dalle nuvole, guardi, le dico la sincera verità. Ma sicuro, ma dai, per l'amor di Dio. Ma a me mi viene male, dove senti? No. Torniamo a Trieste, c'è stata un'ennesima rapina nel corso della notte. La vittima dell'episodio è un ragazzo di nazionalità italiana di circa 25 anni che si trovava nella zona di Itali quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, è stato avvicinato da un soggetto che gli ha sfilato il borsello. Per guadagnarsi la fuga, il rapinatore avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino. Non vi sarebbe stata alcuna colluttazione fra i due, il malvivente è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 25enne. Sui fatti indaga la questura che con ogni probabilità chiederà di visionare le immagini degli eventuali impianti di videosorveglianza presenti sulla zona. Subito allora il collegamento con la sala operativa della polizia locale. Al telefono c'è l'ispettore Tiziana Martini. Buongiorno ispettore. Buongiorno a tutti. Che cosa ci racconta? Intanto sono ancora in atto i divieti per quanto concerne la Bavisela, la Spring Run oppure no? Sì, allora rimane ancora tutto chiuso, Okay. Perché stanno effettuando le operazioni di pulizia, del recupero poi delle transenne e di quello che era stato messo a protezione del percorso della gara, quindi al momento rimangono ancora le chiusure, sono in fase ovviamente di ultimazione, Certo. ma per il momento è ancora tutto chiuso. Non abbiamo avuto grosse problematiche né segnalazioni di particolare disagio dovuti appunto alle chiusure o a incidenti o altre cose, quindi insomma la mattinata oltre la gara diciamo non abbiamo avuto grossi interventi di altro tipo. Perfetto, se non c'è altro ispettore la lascio al suo lavoro, le auguro un buon proseguimento di domenica. Perfetto, la ringrazio e buona domenica a tutti. Grazie all'ispettore Martini, ancora cronaca. Un bimbo è finito in pronto soccorso
investito da uno scooter. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Chiarbola, è stato appunto urtato dallo scooter, è rovinato a terra e i soccorsi del 118 lo hanno appunto portato in ospedale, non è in gravi condizioni per fortuna. Sul posto anche la Polizia di Stato, la mamma del bambino ha denunciato l'accaduto con un post dove si faceva anche riferimento alla velocità eccessiva che si registra in alcune strade della città. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che boccia la proroga del governo, il comparto balneare sprofonda nell'incertezza. Si guarda al governo per risolvere una questione annosa che a Trieste impatta anche sulle spese per la ristrutturazione degli stabilimenti colpiti dalle mareggiate dello scorso novembre. Gli operatori del settore balneare a Trieste sono alle prese con due problemi di fatto collegati fra loro: l'annosa questione delle concessioni che interessa l'intera nazione e le problematiche collegate alle ristrutturazioni degli stabilimenti danneggiati dalle mareggiate di metà autunno. Di recente una sentenza del Consiglio di Stato ha bloccato la proroga concessa dal governo, ma tale pronunciamento non preoccupa più di tanto gli addetti ai lavori. Con tutto il rispetto per il Consiglio di Stato, però diciamo che chi legifera dopo non è il Consiglio di Stato ma il Parlamento, quindi stiamo aspettando appunto di avere notizie certe e definitive per quanto riguarda il nostro futuro, il futuro delle nostre imprese. Come del resto è intuibile, la situazione è complessa, c'è una notevole incertezza sul futuro che di fatto blocca gli investimenti in assenza di prospettive certe a lunga scadenza. Sono più di 20 anni che lavoriamo di anno in anno senza avere certezze per il futuro e questo può portare sicuramente ad uno stato di incertezza e non riusciamo a programmare le nostre attività, non riusciamo a fare gli investimenti, non riusciamo a guardare il futuro in maniera ovviamente serena. Tale situazione, sottolinea Salviato, si abbatte anche su Trieste, a maggior ragione nel momento in cui le aziende devono decidere se e come e quanto investire dopo il duro colpo subito 6 mesi fa. Non avendo certezza per il futuro, anche in questo caso è difficile programmare degli investimenti e rimettere in sesto gli stabilimenti balneari dopo quello che è successo. E sicuramente ormai siamo alle porte della stagione, perciò noi dobbiamo comunque rimboccarci le maniche per garantire le aperture e quindi il servizio ai clienti, ai nostri clienti. E sicuramente l'incertezza frena quello che potrebbe essere invece un investimento sicuramente maggiore per quanto riguarda tutte le strutture che sono state danneggiate. In ogni caso Salviato intende rassicurare sulla riapertura degli stabilimenti balneari triestini per la stagione ormai alle porte. Tutte quante riapriranno, adesso non so esattamente in che modo, però sicuramente dobbiamo garantire il servizio. L'USB ha proclamato per lunedì 6 maggio, quindi per domani, uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Lo sciopero, della durata di 24 ore, interesserà sia il personale viaggiante sia il personale tecnico ed amministrativo. Nel corso dell'intera giornata potrebbero dunque verificarsi disagi al trasporto e agli sportelli per il pubblico. A Trieste saranno garantiti tutti i collegamenti tra le 6 e le 9 e tra le 13 e le 16. Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, è il presidente del comitato organizzatore delle settimane sociali. Gli abbiamo chiesto di illustrarci la manifestazione in programma a Trieste a luglio da un punto di vista anche dottrinale. Comprensibilmente, nei giorni scorsi, trattando la settimana sociale dei cattolici in Italia, ci si è concentrati sulla presenza a Trieste di Papa Francesco, che chiuderà l'edizione numero 50, prima volta per un pontefice, il 7 luglio, prima partecipando all'ultima sessione, poi con una Santa Messa in Piazza Unità. E da ultimo sul ritorno a Trieste del Presidente della Repubblica Mattarella, che il 3 luglio, sempre in Piazza Unità, aprirà l'appuntamento. Poco, a dire il vero, ci si è soffermati sull'aspetto più specificatamente dottrinale della manifestazione. Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzativo, così lo ha riassunto a partire dalla nuova denominazione, non più cattolici italiani, ma cattolici in Italia.
proprio per sottolineare la dimensione dell'accoglienza. Ci sono tante persone che operano nel nostro paese e che danno il loro contributo di pensiero, di azione, di lavoro e che provengono da altri paesi. Sono cattolici, ma sono anche persone, uomini e donne di buona volontà, che condividono un pensiero che mette al centro la persona e il bene comune. Il programma è composito. Saranno giornate molto intense nelle quali ci saranno relazioni, tavoli di partecipazione con i delegati, ma anche piazze della democrazia nelle principali piazze della città di Trieste, nelle quali ci si potrà confrontare su tematiche di grande attualità, che sono quelle dell'ecologia, quelle del lavoro, quella dei diritti del malato. Alla sera momenti di riflessione e spettacolo. Giovedì 4 luglio in Piazza Unità in programma una kermesse con Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Malika Ayane e Simone Cristicchi, ma c'è anche la serie di appuntamenti diffusi in città. Ci saranno degli stand per le zone centrali della città di Trieste, nelle quali delle realtà, associazioni, movimenti, cooperative di tutta Italia esporranno quelle che noi chiamiamo le buone pratiche e interagiranno con i visitatori per narrare un'Italia che ha a cuore la cura di se stessa, la cura degli altri in tanti modi. Prende il via a Gorizia il progetto per la rinascita di Borgo Castello e di altre zone della città poco valorizzate al momento. Il piano rientra nel bando Borghi ed è finanziato dallo Stato con 20 milioni di euro. Dall'Accademia per Giovani Artisti all'antica bottega enogastronomica, dalla mostra permanente di vini solidali alla via della creatività e poi animazioni, spazi espositivi, mostre diffuse, laboratori, infopoint, produzioni cinematografiche e un'infinità di altre iniziative. E con questo intenso programma che prende il via a Gorizia il progetto legato al bando Borghi, che ha come obiettivo la rinascita di Borgo Castello, via Rastello e delle zone limitrofe. Finalmente oggi abbiamo raccolto tutti insieme qui in Borgo Castello, non poteva che essere questa la location, tutti i 5 cluster, cioè quei 5 gruppi di lavoro che realizzeranno in Borgo Castello e in Castello ben 21 progetti. Questo grazie ai 27 milioni tra i 20 milioni di bando Borghi, perciò PNRR, e gli ulteriori risorse messe a disposizione della Regione. Il programma si divide sostanzialmente in 2 parti, una collegata alla rigenerazione urbana con interventi di recupero di strutture, fra cui Casa Rassauer, Cortile delle Milizie, Parco e Mura del Castello, Polo Museale dell'Erpac, Galleria Bombi, e una mirata alla rivitalizzazione sociale, economica e culturale, che prevede finanziamenti per oltre 5 milioni di euro ed è suddivisa in 5 gruppi tematici per un totale di 21 progetti. Obiettivo è quello di rivivacizzare Castello, rivivacizzare via Rastello, creare le condizioni perciò slegate dalla capitale europea della cultura, ma è ovvio che Go 2025 ne beneficerà e come, perciò rivivacizzare questa parte della città che nel corso naturalmente di decenni si è andata spopolando in termini di opportunità commerciali e di attività. Perciò è un bellissimo inizio, obiettivo nostro il più possibile ovviamente è che sia pronto per la capitale europea della cultura. Adesso andiamo in Piazza Unità con le immagini delle premiazioni della Bavisela, della Spring Run. È una manifestazione che ha un forte significato sportivo, però come potete immaginare in fin dei conti si traduce per la città in un grande appuntamento per tutti, per gli atleti ma anche per le famiglie che hanno la possibilità di partecipare alla Family Run e, come si sentiva appunto in Piazza Unità, di vincere solo per il fatto di aver partecipato. Come vedete queste immagini sono state realizzate attorno alle 12, quindi quando la gara vera e propria si era conclusa, quando stavano arrivando le persone che magari appunto vi partecipano passeggiando più che correndo, solo ed esclusivamente per divertirsi. Di questo, ma anche dell'aspetto più prettamente agonistico della manifestazione, parleremo nel telegiornale delle 19:30. C'è un altro appuntamento
che si sta in qualche modo affacciando, perché dal 1° maggio ci si può iscrivere all'edizione 2024 di Miss Trieste. Per l'occasione è stato anche rinnovato il sito ufficiale del concorso. Alla concorrente numero 8, Giulia Crosara e la neoeletta. L'occasione è stato lanciato anche il sito web ufficiale del concorso www.miss-trieste.it, proprio attraverso il quale ci si potrà iscrivere. All'interno del sito sezioni dedicate alla storia del concorso con accenni alle vincitrici del passato ed informazioni anche sulle future edizioni. Il nuovo sito rappresenta un momento importante nella storia del concorso, occasione unica per celebrare talento, bellezza ed eleganza, trampolino di lancio per intraprendere con serietà una carriera nel mondo della moda o dello spettacolo. L'edizione 2024 potrà contare su Susanna Huckstep, Miss Italia 1984, che si farà portavoce di un argomento che sarà il tema portante dell'edizione, ovvero la lotta alla violenza contro le donne e alla loro discriminazione. La Kermesse vedrà anche l'impegno di Trieste Casting, Radio.0 e dell'influencer triestino Max Sganga nella gestione della comunicazione dell'evento. Giunto alla 3ª edizione, il concorso letterario indetto dal Circolo della Cultura e delle Arti ha visto la premiazione degli elaborati scelti dalla giuria. Ancora una volta in concorso è stato molto partecipato. Noi oggi concimiamo dei semi stupendi, dei ragazzi estremamente in gamba. Non li abbiamo fatti noi, ce li siamo trovati, belli, forti, vigorosi, ma diciamo loro: continuate così, li concimiamo, gli diamo dei premi, continuate così, fatevi forza, non fermatevi mai, la società vi ammira e vi apprezza. È giunto alla 3ª edizione il concorso internazionale Gianni Stuparic, promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti. Come al solito le premiazioni si sono svolte al Caffè Rossetti e il concorso stesso ha rivelato molto degli interessi e dell'attenzione che i giovani pongono rispetto alla quotidianità. I giovani si stanno preoccupando parecchio per il loro futuro e affrontano con molta serietà dei temi legati alle problematiche contemporanee, dall'ecologia ai femminicidi, all'identità dei ragazzi, così come si viene delineando in un momento di passaggio culturale molto forte. Achille Bozzer, Lavinia Benevolo e Matilde Girardini si sono aggiudicati i 3 riconoscimenti principali. Ho scritto un racconto che si chiama Ultime Memorie, che parla di... È il diario tenuto da un uomo, da un professore delle medie che vuole fare delle scoperte e vuole studiare la memoria e la speranza, e piano piano quest'uomo comincia a perdere a sua insaputa, senza sapere il perché, la memoria, fino a che non riesce neanche più a ricordarsi come si scrive e come si parla. Mi è sempre piaciuto scrivere, ma questo mi è sembrato il modo per vedere se realmente ne fossi capace, diciamo così. E oltre al fatto che il tema del bando, che era qualcosa di contemporaneo, mi sembrava un buon modo per continuare a parlare di quei temi quali le violenze sulle donne, che spesso vengono presi in considerazione unicamente quando succede qualcosa di veramente brutto. E infatti è così che nasce il mio racconto. Ho scritto il testo Matrioske, che riguarda l'impatto del patriarcato e del femminismo sulla società odierna. Ho scelto questo concorso perché ho una passione per la scrittura che vorrei continuare a coltivare in futuro, e sono molto contenta di essere arrivata sul podio, e devo fare anche i complimenti agli altri classificati perché i testi sono veramente stupendi. Chiudiamo con la pagina meteo. Sull'Italia oggi ci sarà una rimonta anticiclonica, ma nei bassi strati la presenza di moderate correnti meridionali umide provocherà un po' di instabilità attorno alle Alpi. Domani si avvicinerà una depressione atlantica che interesserà poi il Friuli Venezia Giulia fra martedì e mercoledì. Per domani dunque al mattino su tutte le zone si prevede cielo da poco nuvoloso a variabile, dal pomeriggio probabile aumento della nuvolosità, specie verso la zona montana, con piogge sparse deboli o moderate, ma saranno possibili però anche rovesci temporaleschi. In serata le piogge si estenderanno anche in pianura, sulla costa probabilmente rimarrà più soleggiato e soffierà vento moderato da sud. Ci vediamo alle 19:30, buon pomeriggio a tutti, a dopo.